La difesa idraulica di un territorio non si fa in un anno, non si fa in emergenza, ma si fa con una visione strategica. Un concetto, quello espresso da Andrea Crestani, direttore dell'Unione Veneta Bonifica, che sembra più un monito. Il territorio non va più distrutto in modo selvaggio come è accaduto negli ultimi 40 anni, ma va gestito, coordinato, sistemato e salvaguardato. Servono soldi e tanti per garantire pianificazione e sicurezza di tutto l'assetto idrogeologico del Veneto, pur nella consapevolezza che si andrà sempre più incontro ad alluvioni e disastri sul territorio a causa anche dei cambiamenti climatici. La consapevolezza che quello che può essere una parte del prodotto interno lordo della nostra regione deve essere investito proprio per la sicurezza idraulica. Ora c'è l'esigenza, alla luce anche dell'alluvione dello scorso anno, della creazione di un'agenzia unica regionale che sia un contenitore unico e operativo e che coordini e gestisca consorzi di bonifica e genio civile. Quei 50 milioni che sono stati messi in capitolo specifico per l'alluvione di per sé come opere strutturali è un segnale forte che la Regione vuole dare ai cittadini e alle proprie imprese. E proprio gli enti di bonifica si stanno riorganizzando e investendo milioni di euro di risorse per la risistemazione idraulica del territorio. I consorzi oggi si sono riordinati in 10 enti da 20, hanno una capacità di lettura del territorio estremamente importante. Un invito anche ai comuni a collaborare con gli enti sovracomunali perché non avvengano più escavi selvaggi, tombinature non coordinate, coperture di canali di scolo e altro che alla prima pioggia fanno andare sotto i treni. Chi sa fare il proprio mestiere agisce sul territorio, non sempre necessariamente lo Stato nazionale quanto le regioni o i comuni arrivano, perché mancano poi anche le specializzazioni.